Amici di Volley Veneto Benacus, ben ritrovati in questa serata della partita della terza giornata del girone di ritorno tra Volley Veneto Benacus e Sefamo 4 Stars. Sefamo, la squadra di casa, è appena entrata in campo, le due formazioni sono appena entrate in campo. Stavo guardando rivoluzione in casa Volley Veneto Benacus questa sera con Bellinazzi al palleggio in opposizione a Squadra Leonardo, con i centrali. Stavo guardando se ci sono novità nei centrali. I centrali al momento sono ancora Cristian De Agostini e Albrigo Tommaso, Sasha Tarocco e Mazzola come posti 4 e libero Motterana. Quindi rivoluzione nel libero, rivoluzione nella diagonale palleggio opposto per Adriano Fine. Inizia la partita. La palla ancora nel campo di Sefamo. Buona comunque questo inizio da entrambe le parti. 1-0 con punteggio di Squadra Leonardo, che porta il primo punto per la formazione di Volley Veneto Benacus. Ancora Bellinazzi al servizio, difficoltà nella ricezione per Sefamo, che regala una free ball nel campo di Volley Veneto, e Tommaso Mazzola porta il 2-0. Ancora Bellinazzi al servizio, la ricezione nel campo di Volley Veneto, free ball nel campo di Sefamo, la palla ancora nel campo di Sefamo, un punto in pipe della squadra di casa, che porta il punteggio sul 2-1. Chiedo alla persona che ho vicino a me se riesce a vedere il punteggio, perché io non riesco a vederlo. È da 2-1. Motteran, Bellinazzi, 2 pari. Squadra Leonardo attacca da posto 4, nessuno tocca il pallone. Al servizio del giocatore numero 4, Riccardo Nicoletti. Mazzola mette giù la palla del 3-2. È proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo turno di servizio. Mazzola, buona, un po' di difficoltà, la ricezione sembrava migliore. Palla nel campo di Volley Veneto. Primo tempo del numero 13, Tommaso Albrigo, che porta a 4, se non erro, i punti contro i 2 di Sefamo. Purtroppo io ho proprio la rete davanti al tabellone dei punti, devo farmi aiutare. Mazzola, la palla ancora nel campo di Volley Veneto, viene chiamata invasione. 5-2.
Ancora Mazzola al servizio. Motteran, Bellinazzi. Il muro del giocatore numero 12, Masseria, è efficace sull'attacco di Sergio Tarocco da posto 4, 5-3. Nel servizio è proprio l'autore del muro, Alessandro Masseria, capitano della formazione di Sefamo. Ha cercato il giocatore numero 7 Daniele Esposito di recuperare il pallone, non ce l'ha fatta e la palla è andata è caduta sul parquet, quindi 6-3 per la formazione di Volley Veneto. Ancora il servizio Tommaso Albrigo, il centrale di Volley Veneto. Una ricezione difficoltosa, primo nel campo di Volley Veneto. Sei a 4. Viene chiamata una trattenuta. Al servizio del giocatore numero 2, Mattia Rodeghero. Pallone in campo per 5-4, 6-5, 6-5. Si riavvicina la formazione di Sefamo. Servizio giocatore numero 2, Mattia Rodeghero. Ancora Rodeghero al servizio. Mazzola, Bellinazzi, spara Leonardo, 7-5. Ancora spara al servizio. Buona la ricezione. Motteran, Mazzola, Tarocco, la palla ancora nel campo di Volley Veneto. Tarocco viene murato. 7-6. Palla fuori, 8-6. Palla fuori, 8-7. Giocatore numero 9 Bernardi. Otto pari. Motteran non riesce a tenere il pallone di Bernardi. Palla abbondantemente fuori. 9-8. 9-8. Di Agostini al servizio. Buona la difesa sul primo tempo,
ma la palla free ball nel campo di... Ancora la teniamo. Nove pari, perfetto equilibrio in questo inizio di set. Al servizio il giocatore numero 31, Rajic Alexander. Free ball nel campo di volley Veneto. Ancora la palla nel campo di volley Veneto. La palla nel campo di Sepamo. Regala ancora una free ball nel campo di volley Veneto. Free ball ancora nel campo di volley Veneto. E questa volta l'attacco centrale di Tommaso Albrigo, la meglio. 10-9. Bellinazzi al servizio quando siamo sul 10-9. Difesa del libero di Sepamo, ma il muro di Tommaso Albrigo non fa passare il pallone attaccato da posto 4 e si va sul +2, 11-9, ancora con Marco Bellinazzi. C'è problema con segnapunti, primo arbitro che si ferma, momento di pausa. Siamo fermi e stiamo aspettando che non so cosa sia successo.
Siamo fermi, ci sono stati problemi ai segnapunti.
si può ricominciare a giocare dopo questa pausa involontaria, perché è stato un problema con il segnapunti. Il punteggio dovrebbe essere 2019, se non erro si dovrebbe ricominciare a giocare. Eravamo con Bellinazzi al servizio. Speriamo si possa ricominciare a giocare finalmente. 11-9 per Volley Veneto Benacus, con Marco Bellinazzi che questa sera sostituisce Filippo Garrò al servizio. De Giorgio è sostituito da Scola Leonardo. Muro di Squara e di Tommaso Brigo. (12-9). Ancora Bellinazzi al servizio. La palla nel campo di Volley Veneto, con Squara che attacca. La palla free ball nel campo di Volley Veneto. Invasione del giocatore numero 12 Massaria Alessandro. 13-9. Ancora Bellinazzi, questa volta la palla cade fuori. 13-10. Buona la ricezione di Volley Veneto. Mazzola attacca, 8-2. Nulla da fare per il libero Daniele Esposito. 14-11 Discuso con voi, ma purtroppo il tabellone è proprio dietro l'asta della rete e io non riesco a vederlo. Attacco del giocatore numero 12 Massaria Alessandro, che porta 11 le lunghezze per la sua squadra. E l'autore del punto Massaria la butta sulla rete. 15-11. Al servizio Tommaso Albrigo. Servizio di Albrigo in slot. La palla va fuori. 15-12. Al servizio il giocatore numero 2 Rosaghero Mattia, il centrale. Palla nel campo di Volley Veneto. Attacco di Sasha Tarocco in pallonetto. 16-12. Squadra Leonardo. Numero 17 Zimberlan Simone, l'opposto della formazione di Sefamo, che porta 13 punti per la sua squadra. Primo tempo sbagliato da Cristian D'Agostini. 14-16.
Ancora Zimberlan al servizio. Motteran, Bellinazzi, Squara, potentissimo, 17-14. Sasha Tarocco al servizio. Free nel campo di Volley Veneto, palla fuori, 18-14, errore del giocatore numero 31, il centrale Ragic, che cercava di appoggiare il pallone in fondo al campo, invece non ha trovato il campo e ha permesso a Volley Veneto di andare sulle 18. Ancora Tarocco al servizio. 19-14, ace di Sasha Tarocco. Rimasta ferma la difesa scusate, di Sefamo. Time out chiesto dalla panchina dei padroni di casa sul 19-14, chiamato il time out discrezionale. 30 secondi di pausa. Ancora Mazzola, scusate, Sasha Tarocco al servizio. Schiacciatore di Volley Veneto che si porta fuori dai 9 metri, palla molto alta, non forza, e fa un ace, un altro ace, questa volta ingannando la difesa di Sefamo. 20-14. 20-14. Ancora Tarocco. (21-14), 3 ace consecutivi di Tarocco. Un altro time out chiesto dalla panchina di Sefamo, nella speranza che Tarocco non continui questo trend positivo. 21-14, 7 punti di differenza. Ritornano in campo le due squadre. 21-14, ancora Tarocco, ancora Sasha fuori dai 9 metri. Viene chiamata la trattenuta per Sefamo. 22-14. Questa volta il pallone fuori, 22-15. 7 punti di differenza. Quando al servizio per i 9 metri. Va il giocatore numero 9, Bernardi Daniele. Mazzola, free ball nel campo di Sefamo. Recuperata. Muro su Mazzola, 22-16.
23-16. Cristian De Agostini. (23-16). Non è passato il pallone del giocatore numero 31 Radic. 24-16. Ancora De Agostini al servizio. (25-16). Ace di Cristian De Agostini. Finisce il primo set. Con Volley Veneto avanti di 1-0. Ho visto. Ritornano in campo le due formazioni. Come nel primo parziale
non ci sono modifiche, stavo guardando. Purtroppo nel primo set abbiamo ricevuto la comunicazione che c'è stato problema con il referto elettronico, sono dovuti passare al cartaceo e ci sono stati dei problemi, al limite si sembrava addirittura che si dovesse ricominciare 0-0, poi sono riusciti a risolvere l'errore del palleggiatore Riccardo Nicoletti da parte di Sefamo, 1-0 per Volley Veneto Venacus, al servizio Tommaso Mazzola e lo schiacciatore di Volley Veneto che si prepara al servizio. Buona la ricezione, possibilità di attacco, ma butta fuori il pallone il giocatore in posto 2 di Sefamo. 2-0 per Volley Veneto in questo secondo set. Ricordiamo il primo parziale vinto per 16-25 i ragazzi di Adriano Fini. Ancora Mazzola, squadra Leonardo, regala una free ball nel campo di Sefamo. La palla ancora nel campo di Sefamo. Motteran, Bellinazzi, Squara che mette giù la palla del 3-0. Scusate, 3-1. Purtroppo ripeto 3-0, avevo ragione io, perché mi avevano detto 3-1, 3-0. Ancora Tommaso Mazzola il servizio, difficoltà nella ricezione, possibilità di attacco comunque da posto 2, il muro di Tommaso Albrigo, 4-0. L'attacco da posto 4 di Sefamo non fa passare nessun pallone, sembrano essere molto più contratti i ragazzi di Sefamo rispetto al primo set. Mazzola ancora il servizio, ancora il muro di Sasha Tarocco di Tommaso Albrigo, non fanno passare nulla, 5-0. Ancora Mazzola, Tommaso al servizio. Palla nel campo di Volley Veneto. Sei a 0. Viene chiamato il tocco a muro del giocatore di Sefamo. Non ho visto queste grandissime proteste, sinceramente non ho visto il pallone come la palla purtroppo cade sulla rete. 6 a 1. Al servizio il giocatore numero 2 Rodeghero Mattia, il 12 scusate, Massari Alessandro. Errore banale su un pallone facilissimo in compressione tra Motteran, Tarocco e Tommaso Albrigo, concede il 6 a 2. E ancora con il giocatore numero 12 Massaria al servizio. Questa volta Massaria tocca male il pallone e va abbondantemente fuori. 7 a 2. Sostituzione, esce Tommaso Albrigo ed entra Davide Gatti nella zona centrale del campo. Proprio il nuovo entrato che si appresta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Turno di riposo per Davide De Giorgio, Filippo Garrò e anche per Michele Viola. Gatti al servizio, ace! Primo pallone toccato da Filippo Gatti ed è subito un ace. Gattino chiamano i suoi amici e compagni di squadra. Ancora Gatti. Questa volta l'attacco alla posto 4. Il giocatore numero 31 Rakic.
è efficace. Otto a 3. A servizio Sefamo. Mazzola, primo tempo di Agostini. Non è passata la palla di Cristian De Agostini. 8 a 4. Ancora Sefamo che si riavvicina. Motteran, Bellinazzi, Tarocco. 9 a 4. Squadra Leonardo al servizio. Sefamo l'attacco. Smanaccia questa volta il giocatore in posto 4, il giocatore numero 9, Bernardi Daniele, sì. E la palla cade abbondantemente fuori, ancora Squara al servizio. Leonardo, Squara, questa volta anche lui butta fuori il pallone malamente dal campo e permette al Zimberland Simone, il numero 17, di andare fuori dal campo per la sua rimessa in gioco con il punteggio di 10 a 5. Motteran, Mazzola, Tarocco, palla ancora nel campo di volley Veneto, Bellinazzi, ancora Tarocco, grande difesa, non riescono a prenderla. 11 a 5. Molto potente la schiacciata di Tarocco. È proprio il giocatore che ha dato il là nel primo set per il lungo definitivo che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Buon attacco del giocatore numero 17, Zimberman Simone. 11 a 6. Al servizio del giocatore numero 9, Bernardo Daniele. Esce Sasha Tarocco ed entra Edoardo Soprali. Rivoluzione in casa di Volley Veneto. Mazzola, Bellinazzi, Mazzola, diagonale, bellissimo, Mancino. Cristian De Agostini al servizio. Soprali, Bellinazzi, Mazzola ancora a posto 4. 13 a 6. Time out chiesto dalla panchina di Four Stars Sefamo. A 6 se non erro. Cristian De Agostini al servizio. Pallone fuori. 13 a 7. Entra Motteran al suo posto per la ricezione assieme al numero 8 Edoardo Soprali e con Mazzola
Soprali proprio la ricezione, Bellinazzi, Mazzola, la palla nel campo di Sefamo, errore in posto 4, un attacco che va abbondantemente fuori. Sostituzione anche tra le file dei giocatori di Sefamo, esce il giocatore numero 12 Massaria ed entra il giocatore, vediamo quando si girerà il numero 8, non riesco a vedere il numero, quindi ve lo dirò dopo. Bellinazzi al servizio. La palla ancora nel campo di Sefamo. Questa volta il diagonale è efficace. 14 a 8 il punteggio. Al servizio del giocatore numero 4 Nicoletti Riccardo. Pallone fuori, 15 a 8. Tommaso Mazzola al servizio. Errore questa volta del giocatore numero 9, no scusate, del numero 17 Timberland, a posto 4, che butta la palla sulla rete. E ancora Mazzola al servizio, 16 per Volley Veneto Benacus. Ace 17. Ancora Mazzola al servizio. Bellinazzi, Edoardo Soprali, il pallonetto, la palla è fuori, 18, bel pallonetto da posto 4 di Edoardo Soprali a scavalcare il muro. Palla fuori, 8 a 18 a 9. Entra Luca Albertini ed esce Tommaso Mazzola. Rivoluzionata totalmente la squadra. Soprali squadra, ma Sefamo possibilità di attacco. (10 a 19, 10 a 18). Questa volta è stato un errore da parte di Volley Veneto Veneto. Ancora nel campo di Sefamo. Questa volta il muro di Gatti non fa passare il pallone. 19 a 10. 19 a 10. Ripeto, scusatemi, ma io il tabellone non riesco a vederlo. Siamo coperti, siamo messi in una posizione un pochino strana in questo comunque bel palazzetto.
ancora Gatti al servizio. 11-19. Servizio Sefamo. Albertini, Bellinazzi, la palla 11-19, 12-19. Ancora Sefamo al servizio con il giocatore numero 2, Rodegher. Albertini, Bellinazzi, Agostini, 20. Ridata fiducia al capitano da parte di Bellinazzi, che viene premiata con il punto numero 20 e con Leonardo Squara che si porta fuori dai 9 metri per il suo servizio. Pallone fuori, punto per Volley Veneto Benetton, il 21-12. Ancora Squara Leonardo al servizio. Time out chiesto dalla panchina di 4 Stars Sefamo. (12-21) il punteggio. Allora ridico il punteggio a chi si è appena messo in contatto con noi. Siamo sul 21-12. Purtroppo il tabellone elettronico, come potete vedere, è spento e c'è solo un tabellone manuale che oltretutto è coperto per metà dalla rete rispetto alla nostra postazione. Io sono sempre costretto a chiedere alla persona che è vicino a me, io vedo la parte destra, lei vede la parte sinistra. Guarda Leonardo, butta fuori il pallone, 21-13. Al servizio il giocatore numero 17, Zimberlan Simone. Albertini, la palla nel... Albertini non riceve bene. 21-14, ancora il 17. Zimberlan Simone al servizio. Edoardo Soprali, la palla nel campo di Sefamo che ha la possibilità di attaccare. Pallonetto, 24-15. Siamo un po' in difficoltà in questo frangente. (24-16). Scusate, 21-16. Time out chiesto da Adriano Fino. Ancora il servizio Forza Sefamo, questa volta il giocatore numero 17 Zimberlan butta abbondantemente fuori il pallone. Edoardo Soprali al servizio.
Ace di Soprali. Il punteggio adesso è sul 23, se non erro. 23, a 16, ancora Soprali. Servizio del giocatore numero 9 Bernardi Daniele. Ace 23 a 18. A 18. A 19. Sostituzione anche nel campo di Sefamo, esce il giocatore numero 4 Nicoletti ed entra il giocatore numero 3 Vettorato. Al servizio del 31 Radic. ...25, 2-0. Grande colpo intelligente del numero 1 Albertino Luca, che con il pallonetto mette il pallone nel lato lungo di fronte a lui del campo, dove nessun giocatore di Sefamo poteva arrivare. 2-0. 25 a 15. Nel secondo set lo scrivo come il primo parziale, 16 a 25, 2-0 per Volley Veneto Benacus.
Allora vediamo che sostetto parte in questo terzo set per Volley Veneto. Allora Bellinazzi spara in diagonale, Edoardo Soprali con Mazzola in banda, Gatti e Capitan De Agostini in centro, libero ancora Motterani. Si ricomincia adesso il terzo set con Bellinazzi, la palla cade sulla rete, 1-0 per Sefamo, 2-7-0 il conto dei parziali per Volley Veneto Benacus, 16-25, 16-25 in questa serata che vede la formazione di Volley Veneto e far riposare i giocatori che fino a questo momento avevano tirato la carretta. Il sestetto titolare, attacco di Mazzola da posto 2 che porta sull'1 pari, dicevamo, quindi fuori De Giorgio, fuori Garrò, fuori Tommaso Albrigo, fuori Michele Viola. La palla ancora nel campo di Sefamo. Palla fuori, 2-1. Viene chiamato il tocco a muro di Volley Veneto. A mio parere il pallone non aveva passato la rete, però nessuna protesta da parte del campo dei ragazzi di Adriano Fin, quindi probabilmente il tocco c'è stato, io non l'ho mica visto. Al servizio il giocatore numero 12 Massaria. Palla sulla rete, 2 pari. Davide Gatti al servizio. La palla ancora nel campo di Sefamo. Questa volta il muro di Squara e Di Agostini è fuori, 3-2. Al servizio del giocatore numero 2 Rodeghero Mattia. Viene murato, 4-2 per la formazione di Sefamo che si trova avanti di 2 punti. Squara Leonardo, 4-3. Muro di Cristian De Agostini ed Edoardo Soprali. Squadra Leonardo al servizio. Motteran, Bellinazzi, Soprali, la palla nel campo di Motteran, Bellinazzi, free ball nel campo di Sefamo. Cinque a 4. Al servizio Zimberlan, se non erro, 17. Palla fuori.
5 pari. Mazzola, buona la ricezione, attacco nelle zone centrali del campo. Motteran, Laisa per Mazzola che la mette di là, possibilità ancora per Sefamo di attaccare. Questa volta il giocatore numero 17, l'opposto Zimberla, non passa la rete. Credo che siamo sul 5 pari, 6-5 per Volley Veneto. Edoardo Soprali al servizio. Muro di Cristian De Agostini sull'attacco centrale della formazione di Sefamo. 7-5. Ancora Soprali al servizio. La palla nel campo di Sefamo. Motteran, Bellinazzi, Squara, ancora da parte di Sefamo, possibilità di attacco. Palla fuori del giocatore numero 17, Zimberman. Credo 8-5, giusto? Ancora Edoardo Soprali al servizio. Palla fuori, 8-6. Al servizio il giocatore numero 9, Bernardi Daniele. Palla sulla rete. 9-6. De Agostini al servizio. Palla fuori. 9-7. Palla fuori. Possiamo garantire noi per a scanso dei equivoci che il pallone era uscito. Edoardo Soprali, Bellinazzi, spara Leonardo, 9-8. Ancora il numero 31, Ragic al servizio. Mazzola, free ball nel campo di Sefamo. Ancora la palla nel campo di Sefamo. Free ball nel campo di Volley Veneto. Dieci a 8. Viene chiamato il tocco sull'attacco di Davide Gatti. Bellinazzi al servizio. A 8. Grande muro ancora della difesa di Volley Veneto che permette ancora a Bellinazzi di andare fuori dai 9 metri del suo servizio. Ancora spara Leonardo da posto 4, 13 a 8. 12 a 8. Time out chiesto dalla panchina di 4 Stars Sefamo.
Allora siamo sul 12-8. Alle ore 21:43, terzo set, 2-7-0 per Volley Veneto, 16-25, 16-25. Questa è la partita dei giocatori che hanno trovato meno spazio quest'anno in campionato contro l'ultima della classe. Finora Volley Veneto comunque ha risposto bene, 2-7-0. Esce Bellinazzi ed entra Filippo Garrò, entra il palleggiatore titolare dopo che Bellinazzi ha fatto 2 set e mezzo praticamente in campo. Mazzola, Garrò, Mazzola, la palla nel campo di Sefamo. a 10-12. 10-12. Chiedo conferma alla persona vicino a me perché, ripeto, io non vedo il tabellone. 10-12. Al servizio Sefamo. Motteran, Garrò, Fribone nel campo di Volley Veneto. La palla a mio parere era dentro, 11-12. Questa volta rimane il dubbio. L'attacco in diagonale di Squara Leonardo per me era dentro, ma non ho visto bene, quindi non posso. Poi come diceva quando arbitro fischia, quello è. Doppia, palleggia doppia, palleggio irregolare da parte di Sefamo. 11-13. Tommaso Mazzola fuori dai 9 metri. Palla fuori di un non nulla. Massaria Alessandro. Pari. No, 12 pari o 13 pari, sì. Free ball nel campo di Sefamo. Free ball ancora. Bello scambio, 14-13. Pari, attacco di Davide Gatti che mette in difficoltà la difesa di Sefamo. Equilibrio, è proprio l'autore del punto che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Comunque è un bello scambio nel punto precedente. Ace di Davide Gatti che mette in difficoltà la ricezione di Bernardi, di Daniele Bernardi, che non può controllare il pallone. 15-14 per
Volley Veneto, ancora Davide Gatti, ancora su Bernardi. Pari, l'attacco di Edoardo Soprali è fuori. Nel servizio Stefano Garro, la palla ancora nel campo di Cristian D'Agostini, mette il +1, 16-15. Squadra Leonardo al servizio. Ancora il pallone giocabile da Stefano. Ancora pareggio, 16-4. Questo punto fa infiammare il numeroso pubblico presente qui al Palazzetto dello Sport. Motteran, Garro, 17-16. Edoardo Soprali è proprio l'autore del punto da posto 4 che va fuori dai 9 metri per il suo servizio. Servizio del giocatore numero 9, Bernardi Daniele. Invasione, viene detta trattenuta per entra Sasha Tarocco al posto di Edoardo Soprali. Sul 18-17. Mazzola mette la parità, 18 pari. Cristian D'Agostini al servizio. Entra Davide De Giorgio al posto di Squadra Leonardo. (20 a 18).
Primo nel campo di volley Veneto. 21-18. 21-18, no, 20-19. Pipe di Sasha Tarocco. Filippo Garrò al servizio. Pari. De Giorgio al servizio, Plata in difesa, non fa passare il pallone attaccato da posto 4. Ancora Garro Filippo al servizio. Ancora la palla nel campo di Sefamo. Giorgio 21-20. Time out chiesto dalla panchina di Sefamo. Ancora Garro al servizio, Gary. 22-20 per Volley Veneto in questo terzo set. (23-20) invasione. Free ball nel campo di Sefamo. 22 pari. Time out chiesto dalla panchina. 23 per Volley Veneto Benacus. 23-22, scusate.
Facciamo al servizio. 23 pari, muro su De Giorgio. Incredibile ma vero. Esce Gatti ed entra Tommaso Albrigo. De Giorgio 24 a 23. Mazzola al servizio. Finisce 25 a 23 con l'invasione in campo del Sefamo. Applauso ai ragazzi giovanissimi di Sefamo che hanno tenuto testa al Volley Veneto Benacus, capolista, per un set importantissimo, questo terzo set, dove la squadra di casa ha fatto veramente vedere delle bellissime cose, bellissime difese. Finisce qua con il 25 a 23. Ricordiamo i parziali: 16 a 25, 16 a 25, 23 a 25. Volley Veneto mantiene la testa della classifica a punteggio pieno a 39 punti. Sefamo ringrazia il proprio pubblico perché questa sera hanno fatto veramente vedere delle grandissime cose. Buona serata, ci risentiamo per la prossima partita in casa di Volley Veneto Benacus, capolista a 39 punti, sempre primi, sempre soli. Buona serata a tutti.